oggi l'unico italiano che è stato intervistato sul palco di Las Vegas per il Superstar Retreat, credo 5 anni fa, 4-5 anni fa. Infatti mi ricordo scrivemmo un'email con orgoglio italiano, perché fu una bella cosa. In quel periodo io ero ancora nei debiti e mi ricordo che salì sul palco di Las Vegas, avevi fatto 92 transazioni, me lo ricordo sempre. E io dicevo, ma perché non metto a fare l'agente immobiliare anch'io? Con un contratto da 10.000 euro, porca miseria, sono qui nel garage, sto morendo, e questo che fa 92 transazioni andava come la schioppettata. Quindi ci ha rappresentato a Las Vegas quest'uomo, Bravo! Mike non chiama a casa. Voglio farti una domanda. Tu sei coach con noi da sempre, siamo intorno ai 7 anni da quando siamo partiti, e ha vissuto varie fasi, perché ha il suo caratterino, è uno molto forte, ma ha il suo caratterino. Quindi un consiglio che potresti dare per entrare nel coaching, invece di fare così, fare sulla tua esperienza, perché ora si è messo su un binario che c'è veramente da ridere, da ora davanti. Beh, credo che bisognerebbe chiederlo a chi è costante, perché io sono stato altalenante su questo. Credo che la cosa più importante sia la focalizzazione, cioè avere un unico obiettivo e non 10 obiettivi. Quindi quando hai un obiettivo focalizzi, perché gli strumenti poi ci sono tutti, nel senso che alla McFerry gli strumenti ci sono tutti, potete cogliere il 5, il 10, il 20, il 30, il 40%, il 100% se siete i numeri 1 di quello che ci insegnano. Tuttavia tutti questi insegnamenti sono focalizzati con un obiettivo preciso, rischiate di, come è successo a me personalmente, di andare fuori binario. Prima parlavano di Carlos Justo, che ho avuto non so se la fortuna, comunque c'è stata l'occasione di conoscere. Siamo stati a cena, sì. Siamo stati a cena assieme, e una battuta che mi aveva fatto Carlos in America, ha detto: guarda Fabrizio, le mie provvigioni, le tue transazioni saremo ricchissimi. In realtà la sua battuta mi aveva distolto, nel senso che l'anno successivo ho detto: perché non vado anch'io su un mercato diverso da quello che ho lavorato? Bene, ho provato a fare questo, e questo è stato un danno. È stato un danno grossissimo, perché io ero forte nel mio mercato. Il mercato che non conoscevo era tutto da scoprire, per cui quello è stato, per esempio, un motivo. Dopo ce ne sono stati altri per cui è stato altalenante. Quindi il focus su dove siamo, su dove vogliamo arrivare, credo è l'unica cosa che mi sento di dire. La prossima volta non ti invito più a cena. Bravo!